L'onorevole Mario Baccini qui alla provincia regionale di Agrigento per la firma del contratto con il microcredito. Ecco, cos'è il microcredito e perché conviene farlo? Il microcredito è uno strumento potente, la mano pubblica, quindi lo Stato, in questo caso insieme alla provincia di Agrigento, stiamo portando avanti un progetto, un programma per fornire ai cittadini, ai beneficiari di questo, possibili beneficiari di questo servizio, del credito che è un'alternativa al credito già offerto dalle banche, cioè le banche si rivolgono oggi ai bancabili. Lo Stato, la provincia di Agrigento, noi del microcredito ci rivolgiamo ai diversamente bancabili, cioè tutte quelle persone che in assenza di garanzie non possono accedere al credito e quindi hanno un futuro incerto, sono probabilmente persone che diventeranno dei disoccupati, degli clienti per i servizi sociali e quindi un costo, pure manodopera per la criminalità. Per gli usurai. Per gli usurai, quindi è un costo per la comunità. Allora questo accordo che abbiamo sottoscritto con la provincia di Agrigento significa che tutte e 7 le strutture URPE, Ufficio delle Relazioni con il Pubblico, della provincia di Agrigento diventeranno anche sportello di microcredito. L'ente nazionale del microcredito, quindi insieme alla provincia di Agrigento, ai comuni che saranno destinatari in questa provincia di queste nostre strutture, verranno dotate delle chiavi d'accesso alle nostre informazioni, ai nostri portali per tutti i prodotti che oggi noi stiamo sviluppando in tutta Italia insieme ai ministeri competenti e quindi possiamo intervenire immediatamente per dare delle risposte al bisogno di credito che oggi c'è. Ecco, a chi è indirizzato? Ai giovani ma anche alle aziende che operano? Allora, abbiamo un progetto che si rivolge direttamente alle persone più giovani, dai 18 ai 29 anni, quindi possiamo intervenire. Questo è un progetto del Ministero del Lavoro che ci ha affidato e possiamo intervenire con finanziamenti mirati proprio per questi ragazzi che non studiano e non lavorano. E poi tutto il resto delle persone, quindi giovani e meno giovani, può accedere al microcredito tradizionale, che cioè è un piccolo prestito insieme ai servizi di accompagnamento può diventare microcredito, perché la distinzione tra un piccolo prestito e il microcredito è sostanziale. Un piccolo prestito lo fanno bene le banche per chi ha garanzie. Microcredito diventa quando gli si affianca al beneficiario un tutor, quindi servizi di accompagnamento prima, durante e dopo il prestito. Con il sistema bancario che collabora in questo progetto, che è l'ente finanziatore, lo Stato, grazie a noi, dà una garanzia che copre l'80% del rischio grazie al Fondo Nazionale di Garanzia Italiano. Quindi tutti questi programmi si rivolgono a tutte le persone che abbiano necessità di aprire un'azienda e abbiano una necessità di accedere al credito. In questo caso noi possiamo far accedere al credito queste persone su progetti sostenibili. Non è un'operazione di beneficenza, non è un'operazione di accomodamento istituzionale, ma è proprio una vera e propria operazione finanziaria sulla sostenibilità di progetti che il tutor valuterà insieme all'ente erogatore. L'importo massimo che concedete o l'importo medio? L'importo massimo sono fino a 25.000 euro e dopo i primi 6 mesi di ammortamento e di buon fine delle prime 6 rate si può arrivare fino a 35.000 euro. Poi ci sono dei progetti speciali e specifici come progetti all'atere che si rivolgono magari a categorie di persone più giovani, eccetera, che si può arrivare anche fino a 50.000 euro senza interessi. È stata stipulata oggi una convenzione per l'apertura degli sportelli per il microcredito, è un'opportunità per i giovani, molto importante. La convenzione prevede l'apertura di sportelli in 6 o 7 comuni, mi pare, della provincia di Agrigento, che saranno ubicati nei locali della URP di Agrigento. Come dicevo, è un'opportunità per i giovani perché consente un finanziamento per quei giovani che presentino un progetto imprenditoriale che, se ritenuto meritevole di accoglimento, darà luogo all'erogazione di un finanziamento
a quei soggetti non bancabili, cioè che se andassero in banca dovrebbero prestare garanzie, mentre in questo caso non occorre prestare delle garanzie, quindi è importante che venga realizzato, anche perché questa iniziativa, come dimostrano le statistiche del Ministero degli anni 2016-2017, ha generato anche circa 3.000-4.000 posti di lavoro.